ragazzi a tutti, anche questa sera fa un caldo esagerato. A farci compagnia ci sta la nostra bella luna, che tra pochi giorni sarà piena, quindi adesso è solo un pochino, poi il 16 ci sarà la luna piena. Quindi tutti quanti mi raccomando, gli occhi al cielo, perché dicono che sarà rosso sangue come la Bloody Moon che doveva già l'anno scorso, l'abbiamo vista tutti. Quindi adesso la luna è neanche la metà in effetti, ragazzi. Quindi è un pochino in effetti. Ecco qui con ingrandimento. Qui fa un caldo pazzesco davvero a Salerno, davvero esagerato. Potete vedere la città. Il mare purtroppo non si vede solo qualche imbarcazione. Invece la luna si vede benissimo proprio. Ciao Medusa, ciao. Quindi ragazzi, a Salerno perlomeno fa caldissimo. Come potete vedere, Salerno non si può camminare, ora sono salite, ci sta un traffico che fa paura. Nulla, sono sceso a Salerno solo che non si può camminare perché ci sta un traffico che fa paura proprio. Non si può scendere. Quindi siamo andati un po' al centro commerciale e poi siamo saliti. Quindi no, no, domani vado, la verità. Oggi no, perché a Salerno il venerdì, sabato e domenica ci sta il coprifuoco. Qui arrivano da tutte le parti i turisti e non si può andare. Sinceramente non posso fare 3 ore di traffico. Qui per fare 4 km non hai idea di cosa ci vuole. Poi calcoli che qui ci sta l'Acqua Farm, l'Isola Verde, che sono attrazioni, diciamo, sono piscine molto grandi, quindi arrivano da tutte le parti qua a Salerno. Quindi è un casino. Venerdì, sabato e domenica. Ciao Alessandro. No, no, le zanzare la verità non ci sono. Fa caldo ma non ci sono. Devo essere sincero, quest'anno me la sto cavando abbastanza bene. Quindi ripeto, il venerdì, sabato e domenica a Salerno non dico che è vietato scendere, ma poco. Poi qua stiamo a centro, non è che stiamo in periferia. Quindi è un casino, ragazzi. Mi pare di stare a Napoli centro quando scendo il sabato qua. Quindi un'altra nottata diafosa, ragazzi. A nord dice che piove, beati loro. Qua proprio non se ne parla proprio. Ragazzi, vi auguro una buona serata. Mo c'ho una bella doccia. Dico la verità, Medusa, a volte sarà forse perché sono così, che quando sento la mia voce a me non piace, la verità. Forse tutti quanti sentendo la propria voce non piace, non lo so. Forse la sente un'altra è diverso, ma sentire la mia voce è strano, boh, forse è una cosa psicologica. Perché tutti quanti quando sentono la propria voce non piace. Ciao Alessandro, vabbè. Ci vediamo domani, o più tardi perché volevo fare l'aggiornamento per i terremoti e l'eruzione dell'Etna che avevo promesso a King e voglio vedere se riesco a farlo. Era a te che c'è il giardino, io ho il giardino dove dormo fuori sul terrazzo qua. Quindi ragazzi, vado a dormire sul parcheggio lì, così sto meglio. Ma ti giuro, anche se vai giù, ma a parte gli scherzi, non cambia nulla ragazzi, da stare in casa o stare giù. Non passa un filo di vento, quindi non cambia nulla se vado giù. Anche se avrei avuto il terrazzo, il giardino, si muore lo stesso. Sì, Alessandro, guarda, è un fatto strano, però a sentire tutti, no? Quando tu senti la tua voce, poi la senti in un video, oppure la senti...
l'ho sentito voi, a nessuno piace la propria voce a finale, non lo so perché, ma è così. Cioè, è capace che a me la voce degli altri mi piacciono, però quando loro ascoltano la loro voce non mi ci piace. Boh, sarà una cosa psicologica, non lo so. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo più tardi, farò un aggiornamento. No, io quando l'ascolto la verità dico, mamma mia. Vabbè, ragazzi, buona serata, ci sentiamo più tardi, faccio un aggiornamento sui terremoti. Alessà, io ho tre ventilatori, non uno vicino al computer, uno in cucina e uno nella stanza da letto. Dove la devo mettere più? Nel bagno. Quindi pensa che il computer a volte si spegne perché fa troppo caldo, quindi si blocca, capisci? Ma in bagno non l'ho messo il ventilatore, ma mi sa che già metto. Vabbè, ciao Alessandro, ciao ragazzi, ciao Medusa, ciao a tutti.